Bene ragazzi, tutti nel comandone veneziano, siamo su Pro Cycling, siamo alla tappa, siamo diciamo alla corsa popolarissima a Treviso. Rimane in testa al gruppo per 25 km. Vabbè, e dopo facciamo quello che dobbiamo fare, lo facciamo e poi cerchiamo di... Questa è la mappa, diciamo il... Mi piacerebbe fare qualcosa di buono, ecco, tutto qua. Dai, 25 minuti, cioè 25 km. Cerca di farli veloce come magari, grazie. 7 su 25. Dai piccolo veneziano, che così dopo mi riposo anche. 13 su 25. Diciannove su 25. Dai. Gli ultimi 6 km. Yes, blau job, Kuba, blau job. Ok. Adesso cerchiamo di riposarci e vedere cosa riusciamo a combinare nella parte finale. Diciamo che quelle singole, tra virgolette le classiche, le facciamo tutte vedere tutte quante. C'ho la popolarissima, mi piacerebbe portare a casa il primo successo, però sono abbastanza... E adesso sono anche in forma, però in pianura ho 62, l'arrivo è in piano, quindi salutiamo tutti. Accelerazione 64, sprint 55 più 1,56. Quindi sappiamo che la popolarissima la vedo un po' dura. Devo partire prima, provare a partire in discesa se il gruppo è compatto e vediamo cosa riesco a fare, insomma. Dai. Mi piacerebbe fare una bella vittoria da finish. Tanto il Kuma è ritornato, insomma siamo abbastanza, siamo un po' più stanchi rispetto agli altri, però siamo dei gregari, quindi se mi chiedono di fare il 25 km davanti, li devo fare, perché è una decisione del TEAM. Sì, lo so, lo so. Vai tranquillo. Mancano 61 km. La forma 92%. Vediamo che si inventa veneziano. Che si inventa veneziano. 40 km. Siamo nella parte finale ormai. No, ma è vecchio. Io il mio compito l'ho fatto. Adesso voglio dimostrare al mio team che posso fare buone cose, anche se sono stanco. Oh, madonna, che pesante. Ok. Oh, oh. Ok, allora siamo là, siamo tutti quanti là, chiaramente, il gruppone c'è. 22 km, 22 km. Cerchiamo di andare un po' avanti se possibile. Devo un po' aumentare i giri però. Vedi, dopo purtroppo in piano sono una pippa. È un po' impazzito il gioco, ufficiale. E mo vediamo, ma a 15 km è il momento giusto per aumentare il ritmo. Dai Comendino, comincia a salire. Dai Cume, dai Comendone. Dai proviamoci, il Cume prova ad andarsene. Il Cume prova ad andarsene, è ufficiale. Bisogna della borraccia però, cazzo. Veloce, prendila veloce. Prendila veloce. Tiriamo ancora un po'. Io ci provo ragazzi. Non si sa mai, non si sa mai. È dura, purtroppo non riusciamo. Niente da fare.
Niente da fare ragazzi, niente da fare. Mancano 6 km. Usiamo il gel. Vediamo se riusciamo a prendere un po' di vantaggio. Dai, niente da fare, niente da fare. Ed è arrivato anche tutto il gruppo, niente. Sono troppo una pippa purtroppo. Siamo ancora troppo scarsi. E va a cagare, falling behind. Well, nobody can dispute that win. It was very well deserved. The riders bringing up their rear have made it through sheer willpower. This stage was a real strength sapper. Siamo arrivati alla fine 14esimi. Beh, dai, poteva andare peggio, insomma. Però Now for the race highlights. Highlights. La popolarissima. Chiudiamo. No, 24esimo, scusate. Va bene, dai, poteva andare peggio. Va bene così. Prendiamo 25 punti. Ha vinto Pelucchi, cazzo. Bravo Pelucchi. Ero troppo impegnato a guardare il cume. Ok, decisione, una settimana internazionale. Coppa Bartali, sono 5 tappe. Ok, prima tappa diciamo di pianura, quindi tranquilla, solo 100 km. Cerchiamo di mettere benzina per poi fare grandi risultati. Spesso non so, questo è il mio obiettivo, quindi mi piacerebbe magari, come si dice, poter fare un po' di più del gregario. Speriamo. Ok, mancano 18 km ragazzi. Mi hanno dato carta libera di poter fare quello che voglio, quindi come potete vedere sono bello riposato. Io voglio provare nella discesa a fare qualcosa, se ce la faccio. Classifica giovani, siamo tra i primi 10, oh, che bello. No, ascolta Pelucchi, non rompere il cazzo. The finish line is getting close. The riders have just passed the 15 kilometers road sign. Several riders are on the ground, but it doesn't look too serious. Diciamo che comunque è una gara un po' scorbutica in questo punto, Well, quindi we can see that the pack is increasing the pace. It's going to be difficult to break away now. devo pensare bene, devo pensarci bene qua su cosa fare. Qua è tutta discesa, comunque mancano 11 km. Pian pianino adesso bisogna capire cosa conviene fare. Cominciamo a non avvicinarci un po', perché sennò rischiamo di perdere il treno. Ecco, non siamo già fuori dal gruppo, porca puttana. Come ho perso subito il pelotone. Dai Kume, cerca di avanzare un attimo. Falling behind! Dai, comincia a risalire, piccolo Kume. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Dai Kume, provaci. Devo scattare prima, ma purtroppo non ho lo scatto. There we go. The sprint is on. The riders are setting themselves up. Non ho lo scatto purtroppo. Niente da fare. Vince ancora Pelucchi ragazzi, va. Pelucchi show signori. Pelucchi show. The 19esimo, vabbè. Poteva andare peggio, dai. Va bene. Comunque questa è una tappa, diciamo, che non è nelle mie caratteristiche. Però volevo provare ad andare avanti un po' prima, però non c'era proprio margine, il gruppo tirava troppo forte. Ok,
C'hanno meglio. Non guadagno un cazzo, ma va bene. Tappa 2. E qua... Ah, cronometro squadre? Aspetta un attimo, devo capire una cosa, perché non mi ricordo più. Calendario. E devo capire il logo, perché se a squadre devo simularla, perché proprio la cronometro a squadre mai è stato capace. Ok, questo è cronometro così. Mentre... Ah, ok, a squadre. Quindi questa ragazzi devo simularla perché il cronometro a squadre non mai stato capace. Ok. Purtroppo è così. Simulazione. Speriamo di fare qualcosa di buono. Non ci credo ragazzi, la mia squadra mi porta a vincere. Non che credo, non ci voglio credere. Ragazzi, siamo uno squadrone però in queste categorie qua, infatti comunque una Continental Pro. Livello 4, attenzione. Qua andiamo ancora a corsa a tappe ragazzi. Cronometro 75 e poi l'ultimo è una cronometro che ce la vinciamo, cazzo. Molto bene, non che credo. Ok, quindi l'esperienza l'ho completata, perfetto. No, Fiori sono sconvolto. Benissimo, benissimo, benissimo. Prima vittoria simulata su una gara a cronometro e adesso qua comincia ad essere una tappa bella, bella, scorbutica. Ci vediamo ragazzi alla tappa 3 della settimana Coppi e Bartali. Intanto ho dato la prima vittoria. Aspetta, però voglio vedere una cosa, scusate. La squadra, eh sì. Vedi, me la dà e godo. E godo. Classifiche. Vediamo se ho anch'io la mia vittoria. Eh sì, Ardito Marco. Una vittoria. È arrivata diciamo simulando, però ripeto la cronometro squadra lo sapete che per me è sempre raga. Mancano 10 km. E abbiamo perso un po' dal peloton. Adesso possiamo ampiamente tornare. Siamo già tornati, era quel poco però. 9,5. Ok. Ragazzi, ho già 77 in questo momento con le con la forma. Questo è proprio il mio picco massimo, perché il picco massimo è questo. Giro di Sicilia e poi insomma verso il Giro d'Italia comincia a calare. Ok. So, questi ragazzi sono anche competizioni, come si dice, dove non è che il livello è incredibile, qua si stanno preparando, quindi sono queste quelle dove devo far bene se voglio fare una carriera bella. Vai, attacchiamo anche noi, attacchiamo noi, Pozzo Vivo e Veneziano provano ad andarsene. Attenzione, attenzione. Vediamo chi ha la meglio, Pozzo Vivo ancora scatta. Pozzo Vivo ancora scatta. Difficoltà per Veneziano, difficoltà. Attenzione, ci sta provando Veneziano, ma ci sono anche gli altri. Vediamo se Becco vince. Pozzo Vivo, ma arriviamo secondi. Venezianone, cioè siamo primi nella classifica generale giovani, Grande Pozzo Vivo ha fatto una bella cosa, ma il cume c'è, signori. Il cume c'è. Beh, ma ragazzi, abbiamo dei parametri importanti per queste gare, sono le gare più scarse queste. Bravo, 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 bravo. È caduto Mestre. Oh, quando comincia a arrivare la forma, Dominios comunque, Ottimo. E l'ultimo è una cronometro. E comunque in cronometro siamo forti, And here are the race highlights that we've selected for you.
Risultati. E arriva dopo il primo posto simulato su una cosa, arriva per un secondo posto tutto mio. Benissimo, alla prima classifica provvisoria. Ciao ragazzi, stiamo calmi perché finalmente vediamo grandi cose. Stiamo tornando. Stiamo tornando. Ma poi è chiaro che quando saremo forti andiamo di livello difficile ragazzi, però adesso è giusto così per riprendere un po' la mano su gare semplici. Porca puttana, la gara 14, questa è la gara del tour probabilmente, Media 72 da 69 che siamo partiti. E classifica, siamo così. 6 secondi da Cattaneo, Felandroni, ragazzi abbiamo uno squadrone per le 2.1. Giovani siamo primi, classifica squadre primi. Scalato, tutto primi, a parte classifica a punti, ragazzi, cioè. Però tra i favoriti non ci sono, quindi penso sono outsider, grande Cube. Ci ribecchiamo verso qua ragazzi per gli ultimi chilometri, cioè gli ultimi chilometri, per la parte più importante. Mancano 14 chilometri, insomma, dai, non sembra andare male, c'è un po' di vantaggio, c'è un gruppo molto frazionato. Adesso abbiamo una discesa e poi quando comincia la salita vediamo chi c'è. Ok, tutti noi, tutta la nostra squadra è tutta quanta davanti. È bello che ho tre possibili vincitori, quindi non so quanto ci aiuteremo sinceramente, nel senso ho paura che tutti guardano un po' se stessi, sinceramente. Vediamo. Devo cominciare a tirare un po', comunque che bella la maglia da leader. Non me l'aspettavo, così quella vittoria a squadre, cioè, mi ha esaltato, cazzo. Che c'è un gruppo veramente folto davanti a noi, mamma mia. Pozzo vivo a 2 minuti. Ho paura che qua. Ma non lo so. Perché comunque ancora non sono forte, quindi è chiaro che su tappe così faccio fatica a star sempre dietro al plotone, diciamo, cioè ai primi. Loro provano a andare, rischiamo veramente di perderla tutta, Adesso vediamo, mancano 6 km, a noi 8. Devo cominciare a partire però, Devo cominciare a partire, ho paura, Bisogna cominciare a partire. Perché non mi dà la possibilità di scattare? Ah cazzo, perché non ho più... vedi, è un problema grosso questo. Sarà durissima raga, sarà veramente dura. Attenzione, cade Pelucchi. Attenzione, Pelucchi è caduto. Ai. È caduto Pelucchi. Non ce la faccio raga, non ce la faccio, il sogno della vittoria, ho paura che sfumerà. Vediamo. Cattaneo prova ad aiutarmi, Cattaneo, Veneziano se ne va. Veneziano tenta, il tutto è per tutto. Vediamo cosa fa Veneziano. Però scusate un attimo, è giusto. Vediamo se riusciamo a fare un bel screenshot. Oh, in salita. Ok, scusate, ma dovevo. Ok, vai. Vediamo se Veneziano ha la forza di prenderli. Abbiamo davanti Guerreiro che è indietrissimo nella generale. Attenzione ragazzi, non è finita, possiamo farcela ragazzi, se abbiamo la forza possiamo farcela. Vince Ruben Guerreiro e finiamo terzi.
Siamo riusciti a recuperare tutto sulla fuga di giornata. Avevo 2 minuti a 6-7 km. Ragazzi, Malandroni giocattoli mi ha fatto veramente Gavazzi, Cattaneo mi hanno veramente aiutato. Adesso non so come finiremo nella generale, spero primi, vedremo. Però manca la vittoria giocando io, mi manca. Terzi comunque, dai, abbiamo fatto un primo, un secondo, terzo posto. Cioè, meglio di così sinceramente. Adesso andiamo avanti veloce perché sennò ci mettiamo 2 ore. E siamo all'ultima tappa, la cronometro. Però guardate che forma, cioè quando siamo in forma siamo veramente forti, cioè nel senso per questi livelli, per il livello 2.1 che è il più basso comunque del Cycling Tour penso, dell'UCI. Vediamo se ho mantenuto attenzione, di tappa però. Ho sbagliato, sono pippone. La globale, abbiamo 34 secondi su Izagir. Molto bene. Appunti Izagir, Montagna, Rumac, nostro. Giovani, vinciamo noi. E Androni giocattoli di squadra, perfetto. E adesso ragazzi, alla cronometro. Molto felice, eh? Stiamo andando molto bene. Na, 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 na. Ok. E adesso da primi andiamo a fare la cronometro. E vediamo se riusciamo a portare a casa il primo giro già a marzo. Rimango un po' scioccato, ma ci siamo preparati per questo, per fare bene la prima parte. Infatti fa 3 giorni ho già il giro della Sicilia, che è dell'altro giro che è negli obiettivi. Ok. Grazie. Non sarà semplice. Oh, speriamo di no, cazzo. Sempre simpatici. Vai raga, si parte. Io aspetterei veramente gli ultimi chilometri per tirare su pianure così sinceramente, e l'abilità che comunque è 76 perché ho anche uno in più. Speriamo che l'allenamento possa regalare buone cose. Izagir. Siamo contro Izagir che ha 34 secondi e a cronometro 72, comunque non è neanche scarso. Vediamo il primo intertempo di Izagir. Cronometro 1 intermedio. Izagir è secondo. Vediamo noi il primo intermedio. Ai 13 secondi. 11 secondi di vantaggio per Izagir. E adesso bisogna cominciare a tirare di più. Andiamo alla fine. Tien duro come tien duro. Vediamo come chiude Izagir. Dobbiamo dare tutto adesso. Dai, Vecchio Cume. Izagir terzo. 500 metri ti prego, per il sogno, per il dream. E noi chiudiamo settimi. Ma non so con gli abbuoni le robe. Sì, ce la facciamo, che sborro quanti obiettivi, ciao. E vinciamo noi, cazzo, vinciamo noi. A 21 secondi, guarda che se mi bacio le zoccolette. Oh yes, fiori. E screenshot. Yes! Mamma mia ragazzi, sofferenza incredibile, ma ce l'abbiamo fatta. Scalatori vince Ruben Guerreiro. Appunti Izagir. Giovani sempre veneziano.
androni a squadra. Signori, il Cume fa la sua prima impresa. Bungeden. Livello 5. E andiamo ancora con corsa a tappe per il momento, finché non arrivo agli 8 sulla montagna e là dopo proverò altre cose. Cronometro, ancora andiamo bene, è quello che devo fare. Perfetto. Allora qua abbiamo se li portano del protone tanto in tanto come un'anguilla guizzante. Beh, questo potrebbe servirmi. Ah, ok. Io comincerei con la tecnica, perfetto. Raga, che dire. Il Cume ha portato grandi risultati. Carriera. Settimana internazionale Coppie Bartali. Vinciamo la classifica giovani e vinciamo proprio il giro. E infatti vediamo nelle classifiche. Vediamo se ci siamo. Scusa, voglio 9 qua. No, World Tour la vedo dura. No, però c'è Pelucchi, dovrei esserci anch'io allora a 15 punti, scusa. No, qua non ci sono. Continental. Ah, perché giustamente ho fatto solo i punti Continental. Ce ne sono 3 punti, sono 23esimo. Super Prestige ci sono, bene. Vittorie. 2 vittorie perché la vittoria di tappa è la vittoria del giro, perfetto. Come squadra nella Continental, bene. Vittorie. Ottimo. Bene ragazzi, stiamo andando alla grande. Vediamo se c'è qualcosa qua. Allora, vediamo intanto. La Milano Sanremo l'ha vinto Gavira e non c'è nient'altro per il momento. Buono raga, un saluto dal commendatore veneziano. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile fra 3 giorni, il Giro di Sicilia, che lo vediamo insieme. Sono 4 tappe, pianura, dopo c'è collina collina e si chiude con l'arrivo sull'Etna. Raga, un saluto dal commendatore veneziano, sto godendo come un porco. Ciao!